Buongiorno, venite con me ad approfondire una nuova realtà, il suo territorio e le peculiarità attraverso uno dei suoi vini per i quali è stato scelto un tappo sostenibile innovativo. E allora andiamo subito a scoprire il nostro vino di oggi per la rubrica Io non so di tappo. Il vino di oggi ci porta nella splendida Campania, in particolare nel territorio dell'Irpinia, un paesaggio scolpito da colline, montagne e boschi, bagnato da limpide acque, fiumi e laghi e soprattutto segnato da una storia secolare che si ritrova nei borghi antichi e nei monumenti sparsi su tutto il territorio. Di influenza sannita è vocato la viticoltura da sempre, con i terreni prevalentemente argillosi e calcarei, molto ricchi di minerali e popolati da viti anche centenarie, derivanti da un patrimonio ampelografico particolarmente complesso e sorprendente che dona luce a vini tra i più rinomati al mondo. Sono ben tre le DOCG presenti in provincia di Avellino: Taurasi, Fiano d'Avellino e Greco di Tufo. Quella del Greco di Tufo è la più piccolina delle tre DOCG irpine per estensione geografica, ma è al contempo la più produttiva. Il suo omonimo vitigno è forse il più antico, importato ad Avellino nel I secolo a.C. dai Greci, proprio come suggerito dal nome stesso, che sottolinea anche la provenienza da Tufo, uno degli 8 comuni avellinesi dove viene prodotto, e caratterizzati appunto dai suoli tufacei. Per essere un vitigno bianco ha una propensione all'invecchiamento davvero sorprendente e le sue caratteristiche principali sono l'intensità olfattiva, la freschezza, la struttura importante e la grande personalità. Ed oggi vediamo questo prodotto da una cantina che di personalità ne ha da vendere, quella dei fratelli Di Meo. A pochi chilometri da Avellino, nel comune di Salsa Irpina, si trova la storica azienda agricola che i fratelli Erminia Generoso e Roberto Di Meo rilevarono dai genitori negli anni '80. È una splendida proprietà ricca di biodiversità che si estende su circa 25 ettari ed è dominata dal caratteristico casino di caccia edificato nel Settecento dai principi Caracciolo, che è diventato simbolo del Principato Borbonico in Irpinia. Oggi ospita la cantina, la zona d'accoglienza e anche importanti eventi. La parte enologica è curata personalmente dal bravissimo Roberto Di Meo, che ha saputo distinguersi come enologo a livello nazionale, mentre il fratello Generoso è promotore di Meo Vini ed Arte, un progetto di valorizzazione e diffusione nel mondo proprio del patrimonio culturale irpino e campano, veicolato anche attraverso il loro rinomato calendario che intreccia la storia e le tradizioni di Napoli con le grandi capitali del mondo. Il loro obiettivo infatti è proprio quello di valorizzare il più possibile il patrimonio artistico e culturale del territorio campano, attraverso i vitigni autoctoni in primis, che più li caratterizzano, ma non solo. Infatti il fiorente progetto enologico della famiglia Di Meo è arricchito anche da una produzione di liquori, distillati ed altri prodotti enogastronomici dell'Irpinia. Con questo Greco di Tufo la cantina Di Meo ha proprio voluto esprimere il monovitigno nella sua essenza, come riflesso di terroir e annata. Le sue uve vengono coltivate a Santa Paolina e Tufo, in un vigneto impiantato nel 2007 a circa 480 metri sul livello del mare. Ha un'elevata presenza di argilla che preserva dalla siccità estiva e delle condizioni climatiche e termiche generali che consentono un'ottima maturazione delle uve e un buon equilibrio tra il tenore zuccherino e l'acidità, mentre la ricchezza in potassio e magnesio di questo suolo conferisce ai vini intensità di profumi, buona struttura e un ottimo equilibrio. Tutte caratteristiche che si ritrovano in questo vino dal colore giallo paglierino carico, dai sentori olfattivi di frutta tropicale, ananas, nespola, pesca, rafforzate da decise note agrumate che spaziano dal pompelmo al cedro e ricordi floreali di ginestra, camomilla, gelsomino, note che ritroviamo anche al palato, fresco, sapido, intenso e di buona struttura e persistenza. Ideale ovviamente come abbinamento ai piatti di pesce, dai frutti di mare alla spigola al forno, ma è il partner consolidato con gli spaghetti alle vongole.
ottimo anche da provare con le carni bianche, i funghi porcini e i formaggi di media stagionatura. È un vino che ha catturato anche l'attenzione della critica, che lo ha super premiato, quest'anno con 95 centesimi di Wine Critics e 92 da Wine Enthusiast, oltre ai 3 bicchieri del gambero rosso. La famiglia di Meo, pur riconoscendo l'alto valore della tradizione, ritiene che i progressi tecnologici e scientifici che si compiono nel campo enologico non possono essere trascurati per ottenere davvero il massimo. Sono stati infatti tra i primi produttori in Campania ad abbracciare l'utilizzo del tappo Nomacork, che consente un monitoraggio dello scambio di ossigeno con la possibilità di regolarne la quantità con la scelta delle differenti porosità e agevola quindi l'omogeneità della produzione. Condivide inoltre anche valori di sostenibilità ambientali molto cari alla famiglia di Meo.